I friulani si preparano a partecipare ai riti della tradizione epifanica che chiuderanno le festività. Tra questi i Pignarui sono sicuramente i più attesi, dalla tradizione che si ripete a Tarcento e altre località alle prime assolute, come quella del quartiere di Sant'Osvaldo ad Udine. Ad occuparsi di organizzare i falò sono per lo più le varie associazioni del territorio che hanno il compito di tenere in vita eventi e tramandare le usanze. Da qualche anno a questa parte, sul tema dei fuochi epifanici, c'è una particolare attenzione alla qualità dell'aria e alla prevenzione per la salute. Polveri sottili ed eventuali sostanze nocive, sprigionate dai roghi, preoccupano i medici. Il problema è dei picchi delle polveri sottili, che sono molto cattive, e anche del benzopirene che si libera dalla combustione della legna, che è un cancerogeno. In questi giorni stiamo avendo dei picchi molto elevati, per cui, come da rilevazioni che ho fatto con le nostre strumentazioni un paio di anni fa, i valori addirittura raddoppiano o anche triplicano. E quindi c'è un grosso rischio per persone cardiopatiche con problemi respiratori tipo asma, bronchite cronica e soprattutto per i bambini. C'è dunque da trovare il giusto equilibrio tra rispetto delle tradizioni e prevenzione per l'ambiente e la salute, senza criminalizzare i fuochi epifanici, ma allo stesso tempo assicurarsi che tutto venga fatto rispettando alcune importanti accortenze. Cercare di limitare la grandezza dei fuochi. Secondo, per chi partecipa, stare nella zona controvento, cioè che non gli arrivi, che non gli arrivi il fumo.